natura è veramente sovrana qui al Giardino Botanico di Rosolina Mare nel Parco regionale del Delta del Po. 44 ettari incontaminati dove per una scelta precisa la mano dell'uomo è assente. Dalla pineta alle diverse dune della spiaggia ogni specie di flora cresce spontanea dal 1991 quando il giardino è stato realizzato dal Servizio Forestale regionale. Oggi è un piccolo grande tesoro del Parco del Delta del Po. Un tesoro da valorizzare insieme a tutti gli altri 5 parchi della regione con il progetto Naturalmente Veneto, spiega Mauro Giovanni Viti, dirigente Foreste e Parchi della Regione Veneto. Il sistema dei parchi regionali è un sistema che la Regione sta sviluppando perché offre un'opportunità di turismo fino a poco tempo fa poco esplorata, un turismo molto rispettoso e molto interessato alla natura. E quindi da parte della Regione si è voluto proprio promuovere questo sistema dei parchi affinché la gente possa godere di luoghi come questi. I percorsi di visita del Giardino Botanico di Rosolina Mare sono adatti a tutti, dal singolo visitatore a gruppi numerosi come le scolaresche, come racconta Ilaria Ruggini, guida naturalistica del Parco del Delta del Po. Con la visita al giardino il turista ha la possibilità di scoprire quali sono gli ambienti naturali presenti all'interno di questo sito, che vanno dalla zona più interna, dalla macchia arbustiva, fino alla zona più esterna, la zona del litorale, avendo la possibilità di vedere come cambia partendo da una zona fittamente boscosa fino ad arrivare al mare dove la vegetazione scompare completamente. E il giardino è rifugio sicuro per molte specie animali, dagli uccelli agli anfibi, precisa il dottor Viti. Qui tra l'altro si trova un anfibio, il pelobata, che è stato ritrovato dopo tanto tempo, e qui c'è la colonia, è un rospo, ed è la colonia più numerosa che c'è nel Veneto, ed è stato un ritrovamento molto importante che ha portato qui molti studiosi da tutta Europa. Natura incontaminata, paesaggi unici, il giardino di Rosolina Mare è una delle ricchezze del Parco del Delta del Po, il terzo per visite in tutto il Veneto. Geremia Giuseppe Gennari, presidente del parco, sottolinea l'importanza del lavoro dell'ente parco e i progetti futuri. Stiamo lavorando molto sulla definizione dei piani, tipo il piano ambientale, tipo il piano d'area, tipo il piano paesaggistico. Sono termini che magari il grande pubblico dicono e non dicono, comunque sono tutti strumenti che vanno a stabilire delle regole per salvaguardare e valorizzare.